benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Tutti al mare anche in questo lungo ponte di Ognissanti con le temperature più alte della media stagionale, ma negli stabilimenti aperti dal 1 novembre non sarà più consentito fare i bagni. Per il 2 novembre scatta l'operazione Decoro dopo la nostra denuncia avviata la pulizia straordinaria del cimitero di Catania. Da domani parte il piano straordinario della viabilità. A Messina, commercianti sul piede di guerra contro l'isola pedonale in centro. In molti hanno fatto ricorso al TAR di Catania. Allo Sperone di Palermo la parrocchia di Don Di Marzo al fianco dei nuovi poveri per le bollette troppo alte e la spesa dai conti inarrivabili. Corsi per diventare operai edili destinati ai richiedenti asilo. Messina è la prima città siciliana che offrirà percorsi formativi e opportunità di lavoro agli stranieri titolari di protezione internazionale. Da Balla a De Chirico, dal futurismo agli street artist, 80 grandi dell'arte contemporanea in una straordinaria mostra al Palazzo della Cultura di Catania. Calcio, crisi Catania, per il momento Tabiani resta, ma la fiducia è a tempo. Palermo, delusione per la sconfitta con il Lecco che tarpa le ali ai rosanero. Bentrovati, il lungo ponte di Ognissanti arriva in Sicilia accompagnato da temperature superiori alla media stagionale. In molti continueranno ad andare al mare, ma dal 1 novembre negli stabilimenti aperti non sarà più consentito fare il bagno. Simona Mazzone. Lasciatoci alle spalle un magnifico weekend di sole e temperature oltre la media stagionale che in Sicilia hanno toccato i 27 gradi, è già subito tempo di vacanza per chi sta già pensando al lungo ponte di Ognissanti che quest'anno riesce ad accaparrarsi ben 5 giorni fino a domenica prossima. Tra un dolcetto e uno scherzetto della pagana Halloween che tanto piace ai bimbi di tutto il mondo, molti hanno già pianificato gite fuori porta e viaggi organizzati. Altri ancora pensano bene di prolungare le vacanze al mare lì dove il meteo lo consente, come in Sicilia, dove la stagione balneare si conclude proprio il 31 ottobre. Cittadini e turisti vorrebbero le strutture aperte tutto l'anno, ma ci sono delle limitazioni. I lidi possono restare attivi, basta inviare apposita comunicazione alla regione, offrire qualunque tipo di servizio, ma senza la balneazione. Purtroppo non tutte le strutture riescono a rimanere aperte perché per noi diventa non sostenibile mantenere il personale oltre il mese di ottobre. C'è anche una legislazione che ci impedisce di far prendere il bagno, ma le strutture balneari non sono tutte chiuse. Ci sono diverse strutture che sono aperte ed offrono una tipologia diversa di servizio. C'è un motivo ben preciso per il quale non è consentito alle strutture di concedere la balneazione a partire dal 1 novembre, nonostante le alte temperature estive di questi giorni. La Regione Sicilia fa delle analisi alle acque per consentire la balneazione in totale sicurezza, quindi garantisce la salubrità delle acque. Il 31 di ottobre finiscono questi campionamenti e quindi non si sa se poi le acque, con le piogge che portano di tutto poi verso il mare, continuano ad essere salubri. Già si pensa alla prossima stagione, occorrerebbe giocare d'anticipo con un piano specifico, dicono i balneari, che in Italia con le loro attività creano un indotto al comparto turistico del 35%, ma ancora c'è tempo per parlarne. Per il momento arrivederci estate, forse. Ricorrenza dei defunti, scatta l'operazione Decoro. Dopo il nostro servizio denuncia avviata la pulizia straordinaria del cimitero. Intanto da domani scatta il piano straordinario del comune di Catania. Tonino De Mana. La quiete dopo la tempesta ed in attesa di un'altra tempesta. Si avvicina la commemorazione dei defunti e dopo il caos domenicale comprensibile per chi ha anticipato la visita al caro estinto, per il cimitero di Catania si annunciano giorni di grande afflusso. In attesa del clou per la ricorrenza di Ognissanti del suo lungo ponte, la mattinata di oggi è scivolata tranquilla con il parcheggio desolatamente vuoto ed un continuo ma ordinato ingresso di visitatori. All'interno del cimitero si lavora per la pulizia dei vialetti ed è stato rimosso lo pneumatico che avevamo
fatto segnalato in un nostro servizio e che aveva suscitato l'indignazione del sindaco trentino, che durante la diretta su Telecolor aveva persino chiesto scusa ai catanesi. Qualcuno ne prende atto, però... Io ho visto che il sindaco ha chiesto scusa, ma cosa ce ne facciamo delle scuse del sindaco quando noi siamo ora per i morti senza luce, paghiamo regolarmente le bollette e siamo con le tombe al buio? Ora io è da stamattina che sono qua, ho pulito la tomba perché c'era tanta di quell'immondizia che è una cosa vergognosa. L'operazione decoro, tanto auspicata, è stata avviata con la contestuale messa in moto della complessa macchina organizzativa che prevede la pulizia straordinaria affidata alla multiservizi ed un piano per la viabilità, specie in via Acquicella. Rafforzato anche il servizio della MTS, mentre all'interno dell'area cimiteriale sono stati posizionati 25 bagni chimici a supporto dei bagni già esistenti. Per i giorni 31, 1 e 2 novembre sono state sospese tutte le autorizzazioni per l'ingresso al cimitero con auto private. L'1 e il 2 infine sono sospese le tumulazioni, i servizi di trasporto funebre e gli operatori potranno accedere nelle aree cimiteriali solo dopo le 16 dal parcheggio di via Madonna del Divino Amore. Consegnato stamattina a Catania allo storico campo di calcio Duca d'Aosta. Il terreno di gioco verde in misto sintetico, come vedete di nuova generazione, in un impianto sorto negli anni 60 del secolo scorso e quindi ha preso il posto di quello in terra battuta che per decenni ha segnato la vita del campo sportivo. La struttura è stata affidata alla comunità sportiva, rappresentata dal presidente regionale della FIGC, Enzo Morgana. Nuovi anche l'impianto di illuminazione con luci a LED, spogliatoi e altri spazi comuni. A Messina l'isola pedonale del centro diventa terreno di scontro legale tra il comune e diversi commercianti. Contrari al divieto di circolazione si sono rivolti al TAR di Catania. Francesco Triolo. L'isola pedonale del Viale San Martino a Messina finisce nelle aule di tribunale. Ad aprire la battaglia legale sono stati alcuni commercianti che si sono rivolti al TAR di Catania per contestare la versione approvata dalla Giunta Basile, una versione large dell'area pedonale che si estenderà da Piazza Cheroli sino a Villa Dante. Le polemiche non sono mancate sin dalla sua istituzione, ma adesso 14 commercianti hanno deciso di chiedere lo stop del piano urbano della mobilità sostenibile e così si sono affidati all'avvocato Giuliano Saitta per chiedere l'annullamento della delibera dello scorso 23 giugno. Nel mirino però non c'è tutto il piano della mobilità, ma solo l'isola pedonale di Viale San Martino. La contestazione nasce dal fatto che rispetto a quanto stabilito dal piano generale del traffico urbano, ovvero un'unica area pedonale tra Piazza Duomo e Piazza Cheroli, la nuova scelta che raddoppia l'area pedonale messinese arriva senza alcun dibattito di natura politico-tecnica, senza confronto con la cittadinanza e senza la previsione di proposte progettuali alternative. A rispondere è stato il sindaco Federico Basile, che ha affidato l'incarico di difesa all'avvocato Santidelia, confermando di guardare alla programmazione complessiva. I commercianti che hanno fatto ricorso credo siano una decina, 14 soggetti, sicuramente hanno valutato la propria posizione personale e individuale rispetto a un problema che concerne una programmazione generale. Noi siamo un ente, un'amministrazione che cerca di programmare un ragionamento complessivo che in questo caso tocca la mobilità sostenibile, e questo voi lo sapete, ci stiamo lavorando tanto. È una programmazione che, ripeto, non è limitata solamente a una o due porzioni di territorio, ma a un ragionamento più ampio. Legittimo da parte di chi contesta un provvedimento opporsi con un ricorso, quindi vedremo qual è la strada, ma io sono convinto che gli strumenti di programmazione che stiamo adottando siano più che corretti. I commercianti temono le possibili ripercussioni economiche. Nel ricorso si legge come il Comune non abbia preso in considerazione il fatto che tutti gli esercizi commerciali che prospettano su Viale San Martino saranno tagliati fuori dal traffico veicolare e dunque saranno meno accessibili da parte dei cittadini, e quindi la previsione della chiusura integrale al traffico della principale arteria stradale del centro cittadino avrebbe dovuto essere corredata da una approfondita istruttoria finalizzata ad analizzare gli effetti della pedonalizzazione. Il furgone che stamane si è ribaltato tra le due gallerie dell'autostrada A29 tra Sferracavallo e Isola delle Femmine a Palermo è stato rimosso dopo molte ore e per tutta la mattinata lunghe code ci sono state per uscire da Palermo ed è stato molto complicato raggiungere naturalmente l'aeroporto. Solamente da poco il traffico si va lentamente normalizzando. Nella Sicilia, dove le famiglie hanno difficoltà a raggiungere anche la terza settimana del mese,
C'è un parroco a Palermo che quotidianamente scende in campo per aiutare i nuclei disagiati, i nuovi poveri. Lo abbiamo incontrato nella chiesa del quartiere Sperone. Marco Gullat. Nella Sicilia, in cui molte famiglie devono ogni giorno far quadrare i conti per arrivare a fine mese, nel quartiere periferico dello Sperone, a contatto con quello di Brancaccio, c'è un parroco che è diventato punto di riferimento per tutte le famiglie disagiate e che hanno anche problemi a fare la spesa. Lui è Don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa Santissima Maria delle Grazie. Ogni giorno il suo impegno è quello di dare serenità a chi chiede aiuto. E in un quartiere dove la disoccupazione si è ormai intrecciata stabilmente con la vita quotidiana, di richieste ce ne sono davvero tante. Il divario nord e sud aumenta, la crisi in Sicilia è molto più sentita, nelle zone nostre periferiche, quelle periferie esistenziali, così come le chiama il Papa, come sono lo Sperone e Roccella, tutto questo è ancora più pesante da affrontare ogni giorno. La parrocchia ad esempio c'è per le nuove povertà soprattutto, con nuove povertà intendo l'operaio che non riesce a fare la spesa, che non riesce a comprare gli occhiali a suo figlio, parlo del commesso di negozio che non riesce comunque a pagare le bollette, si trova in difficoltà e deve scegliere tra il mangiare o il gas o la luce, situazioni che un tempo non si immaginavano nemmeno, dopo la pandemia si sono aggravate notevolmente. Quali sono le richieste che ogni giorno le arrivano, Don Ugo? Noi ad oggi abbiamo richieste per aiuto di utenze, tantissime richieste, libri scolastici, farmaci che sono a pagamento, qualcuno anche le prime necessità, il mangiare del quotidiano, ma sono pochissimi questi che proprio non arrivano a fare la spesa. Ma tutte quelle spese tra virgolette extra, che extra non sono, come appunto gli occhiali, il libro scolastico, il medicinale, li chiedono a noi, vengono a chiedere a noi un sostegno. Nel comprensorio tutti lo conoscono. Don Ugo sa bene che la mancanza di lavoro in un quartiere come quello dello Sperone rende ancora tutto più difficile. Questo è un dato ulteriormente allarmante, se poi lo uniamo alla mancanza del reddito di cittadinanza che è stato tolto in tantissimi casi, questo sta diventando un pericolo, una bomba sociale che rischia di esplodere se non ci diamo da fare. Un quartiere che il parroco sta cercando di aiutare, ma anche cambiare. E segno di questo voltare pagina è anche quello che i nostri microfoni ci racconta. Quello che ci fa veramente riflettere ed è bellissimo di questi ultimi anni, in modo particolare la richiesta d'aiuto per l'istruzione dei figli. Tanti genitori chiedono aiuto per fare continuare gli studi ai figli, una cosa che prima era impensabile. Oggi il libro scolastico è un bisogno vero, oggi il dopo scuola è una necessità reale, che chiedono perché vogliono un futuro diverso per i loro figli. Allora il cambiamento lo si vuole, il cambiamento è possibile, ma non ci sono gli strumenti per averlo. Si parla tanto di ascensore sociale, ma qui è fermo a piano terra, non si alza, dobbiamo darci da fare per fare ripartire questo ascensore sociale, per comprendere che dobbiamo dare delle possibilità diverse a chi gli strumenti non li ha. Corsi per diventare operai edili destinati a richiedenti asilo. Messina è la prima città siciliana che offrirà percorsi formativi e opportunità di lavoro ai migranti titolari di protezione internazionale. L'iniziativa è nata dall'accordo tra i Ministeri dell'Interno e del Lavoro, l'Associazione Costruttori ANCE e le organizzazioni sindacali. Emanuela Corsi. Partiranno il prossimo 10 novembre i corsi di formazione per il settore edile dedicati ai richiedenti asilo ospitati nell'area metropolitana di Messina. La città dello Stretto è la prima in Sicilia, in tutta Italia sono 29, a dare la possibilità a 100 giovani richiedenti protezione internazionale di ricevere un'adeguata preparazione per l'inserimento nel mondo del lavoro e nelle aziende edili che lavorano nella provincia. Ad occuparsi dei corsi l'organismo paritetico territoriale Scuola Edile di Messina. Stiamo facendo un percorso che va le 400 alle 800 ore. Sicuramente partiamo come operaio polivalente dove comprende tante qualifiche, ma guarderemo con attenzione, molta attenzione anche alla sicurezza sul lavoro per i troppi infortuni che abbiamo nei cantieri. Certamente è un percorso non facile, anche perché molte di queste persone non parlano l'italiano. Il progetto si inserisce nel solco dell'accordo siglato a livello nazionale tra i Ministeri dell'Interno e del Lavoro, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e alcune organizzazioni sindacali. Durante i corsi i partecipanti impareranno sia la teoria che la pratica necessaria per poter operare all'interno dei cantieri edili. Il 30% delle ore, già abbiamo un accordo con il gruppo costruttore, saranno avviate, saranno messe a disposizione in questi cantieri dove avranno un tutor per poter meglio apprendere quello che si è fatto nella teoria. La formazione non favorirà solo l'integrazione di chi arriva nel nostro paese, ma incrementerà la manodopera sempre più carente nella nostra regione. Questa mancanza di personale qualificato e specializzato spesso non consente alle imprese di avviare i cantieri.
80 grandi rivoluzionari dell'arte italiana in mostra a Catania, da Balla a De Chirico, dal futurismo alla street art, con un omaggio a 3 esponenti siciliani. Al Palazzo della Cultura la mostra Re-Evolution. L'abbiamo visitata con un cicerone d'eccezione, vedrete, Eva Spampinato. Per me questo luogo in questo momento è un abbraccio dell'anima, è l'abbraccio dell'anima di un tempo che diciamo passato ma è sempre presente e consegna al futuro. E quando all'interno di una mostra si trovano riuniti tutti insieme nomi come Giacomo Balla, Boccioni, De Pero, De Chirico, Cattelan, Fontana, si capisce subito la potenza di una esposizione che parla al presente e al futuro. Una mostra da guardare e studiare con attenzione all'interno del Palazzo della Cultura di Catania. 130 opere, molte per la prima volta in Sicilia, 80 artisti italiani tra più importanti e significativi del XX secolo che hanno rivoluzionato la storia dell'arte e della cultura internazionale. Solo in quest'angolo abbiamo un De Chirico e un Pietro Manzoni con la merda d'artista che è stata rivoluzionaria, iconica. Lo scopo di questa mostra è proprio riuscire a mettere insieme gli artisti del Novecento che hanno dato vita alla rivoluzione del XIX e del XX secolo. Molti di questi artisti sono stati ospiti in Sicilia del mecenate Antonio Presti. È lui che ci guida tra un quadro e una scultura, dal futurismo all'astrattismo, dall'arte povera alla transavanguardia. Tutti questa testimonianza ancora oggi, in questa contemporaneità, di come l'arte riesce a consegnare al tempo futuro il senso e bellezza. Scopriamo anche l'omaggio agli artisti siciliani come Arturo Di Modica, il padre del famoso Toro di Wall Street in America, e suo questo squalo, per arrivare alla street art spontanea e rivoluzionaria. Questa è l'opera di Microbo, nata e cresciuta a Catania, scoperta a Londra e New York, diventata una delle pioniere e principali protagoniste della street art in Italia. In questa contemporaneità dove alberga la dittatura dell'ignoranza e l'analfabetismo emozionale e anche di conoscenza, abbiamo testimonianze di quel periodo dell'arte contemporanea di allora che ancora oggi non solo afferma il valore della differenza, ma quella ancora soprattutto di un presidio etico ed estetico che la cultura deve restituire a qualunque tempo e a qualunque generazione. Al centro della mostra una stanza dedicata al futurismo e al padre del movimento, Filippo Tommaso Marinetti. Da lui partono le avanguardie storiche del Novecento e in questi manoscritti originali scopriamo che Marinetti fu ispirato dal fuoco dell'Etna. Questa è forse l'opera più importante della mostra. La scomposizione di una bottiglia nello spazio di Boccioni, qui appunto l'approccio al futurismo è esplicito e diciamo che è il preambolo poi all'arte cubista. Al Palazzo della Cultura di Catania, da non perdere. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la crisi del Catania e la sconfitta del Palermo al Barbera. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Massimino diventa terra di conquista e il Catania cede i 3 punti all'Avellino, allenatore squadre contestati, ma Tabbiani avrebbe ancora la fiducia della società. Rapisarda, rimbocchiamoci le maniche e rialziamoci. Torino De Mana. Traballa la panchina di Tabbiani, ma per il momento resta al comando, sempre più solo e senza il supporto di una tifoseria che chiede a gran voce il cambio di allenatore. Il Catania si lecca le ferite dopo l'ennesima sconfitta, la terza stagionale al Massimino, che complica la situazione in classifica e che acuisce la crisi di gioco e di risultati. L'Avellino fa il suo e con un gol per tempo porta a casa i 3 punti e lo fa senza particolari assilli, al cospetto di un Catania in evidente difficoltà, soprattutto caratteriale. A complicare le cose anche il rigore fallito da Chirico, che avrebbe potuto cambiare il senso della gara. I fischi del pubblico, che già mugugnava dopo il vantaggio degli Irpini ad opera di Marconi, sono diventati la colonna sonora della disfatta, decibel che sono aumentati al raddoppio di Gori e proseguiti fino al triplice fischio ed anche oltre. Tabbiani, il più contestato, ma Striscioni e Cori non hanno risparmiato i giocatori ed è Francesco Rapisarda ad assumersi le responsabilità sue e dei compagni. Io penso che il periodo, al di là di tutto negativo che stiamo attraversando, ci porta e porta pure i tifosi ad avere questa reazione giusta. Sappiamo che non stiamo facendo benissimo e ci dobbiamo assolutamente rimboccare le maniche e rialzarci per forza.
In serata si è poi tenuto un vertice tra il patron Pelligra e il vice Grella, un confronto lungo che alla fine avrebbe portato all'ennesima fiducia a tempo per Tabiani, proprio perché incombono sfide ravvicinate come la gara di mercoledì contro il Brindisi, recupero della seconda giornata, la trasferta di Potenza e la gara di Coppa Italia contro il Picerno. Intanto circolano i nomi dei successori, in pole position ci sarebbe Silvio Baldini. Buona la prestazione del Messina Crotone, che con il pareggio di ieri ha riscattato in parte la sconfitta di giovedì scorso contro il Brindisi. Tra 2 giorni giallorossi di nuovo in campo per il recupero a Taranto. Sergio Colosi. 11 punti in 10 giornate, aspettando il recupero di mercoledì a Taranto. L'ultimo degli 11 punti ha un grande significato perché è conquistato a Crotone con un ampio turnover, 7 cambi rispetto all'incontro con il Brindisi, a dimostrazione che il Messina di Modica ha un organico ridotto ma dalle infinite risorse motivazionali. 11 come i punti dello scorso campionato, quando il Messina di Auteri chiuse l'andata all'ultimo posto. Il cammino sembra migliore, pur rimanendo intatto l'obiettivo stagionale. La presunzione di Zauli nei cambi ha reso equilibrata una partita che sulla carta non lo sarebbe mai stata. Ma io penso che sia stata una bella partita, abbiamo avuto opportunità noi, l'hanno avuto loro. Siamo partiti bene, dopo il gol abbiamo avuto paura di vincerla e anche se era troppo presto, però fino al 30esimo siamo stati bene in campo. Abbiamo fatto il nostro, poi pian piano quando ci hanno preso 30 metri di campo dove abbiamo incominciato a indietreggiare siamo stati poco attenti anche nel volere sfidarli per fare il secondo gol. Però merito al Crotone perché poi ci ha un po' chiuso, ha fatto il gol e l'hanno fatto anche meritatamente, anche se poi alla fine potevamo vincere questa partita perché la squadra è stata bene in campo, perché aveva voglia, perché ha dimostrato che quella di Brindisi è stata una parentesi. I 3 gol del Messina Crotone di Giunta, Luciani e Polito sono arrivati dalla panchina. Mercoledì il recupero a Taranto e domenica al Franco Scoglio ci sarà il Benevento. Il Palermo perde ancora al Barbera, Rosanero che cadono per mano del Lecco che vince 2-1. Per Corini una sconfitta che fa male. Marco Gullà. L'interrogativo che viene a galla dopo la sconfitta interna di ieri è cosa succede al Palermo quando gioca al Barbera. Dopo il Cosenza anche il Lecco fa bottino pieno mettendo a nudo alcune criticità della squadra rosanero. La difesa è apparsa leggera e morbida e il primo gol di Crociata ne è la prova. L'attacco invece ha inciso poco, così dopo il vantaggio del Lecco il Palermo ha sbattuto spesso contro la difesa avversaria creando pochissimo. Il raddoppio di Sersanti ha gelato il Barbera. Ci sta male, c'è la morte nel cuore. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, è stata una prestazione dove per volontà, dedizione, la squadra ce l'ha messa, siamo stati un po' sporchi, abbiamo preso soprattutto il secondo gol dove potevamo lavorare meglio, a livello di generosità abbiamo fatto quello che dovevamo fare, la partita era lì, avevamo avuto parecchie occasioni poi per accorciare, non siamo riusciti a farlo. Palermo che nella ripresa ha cercato la via del gol diverse volte ma con confusione e senza precisione, poi anche la sfortuna con la traversa di Soleri dopo quella colpita da Stulaz. Il rigore segnato da Brunoni nel finale non ha cambiato l'esito del match. Noi dobbiamo pensare al percorso che dobbiamo portare a termine da qua ad altri 7 mesi, sicuramente c'è tanto da lavorare. La Serie B è questa, perché se pensiamo che giochiamo contro l'ultima in classifica e possa essere una passeggiata, ci siamo sbagliati di grosso, ci sbagliamo di grosso, aspettano tutti la partita contro il Palermo per fare bella figura e per mettersi in mostra e ci deve servire da lezione. Palermo che sabato sarà di scena a Marassi contro la Sampdoria. Farm Italia Catania vince la prima gara in campo. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.